Era a velocità, si è rovesciato rotolando su se stessa. Giancarlo Danuti è stato catapultato per l'asfalto e per lui non c'è stato nulla da fare. Torniamo ora invece a parlare di scuola e di insegnanti precari e non la preoccupazione che con la riapertura delle graduatorie qualcuno possa appunto subentrare a loro. Sentiamoli. Si chiama tecnicamente inserimento a pettine, e cioè vi sono stati quasi 2000 persone precarie provenienti da altre province, da altre regioni, che hanno superato nelle graduatorie per l'insegnamento sia di ruolo che precario, che le supplenze hanno, e hanno superato chi da decenni a volte aveva un posto garantito almeno di supplente. Questo ovviamente provoca problemi di vario tipo, socio-economico, umano, personale. Il nuovo decreto che ha riaperto le graduatorie sta penalizzando migliaia di insegnanti precari che lavorano in Veneto. Da un giorno all'altro, professionisti con anni di duro lavoro alle spalle e con un buon punteggio si sono ritrovati superati da centinaia di persone provenienti da altre province e regioni. In supporto dei precari della scuola si è schierato il Consiglio regionale, chiedendo al governo di bloccare le graduatorie. Chiediamo quindi che vengano bloccate queste graduatorie e che si ritorni al sistema precedente. La storia di Alessandra, insegnante e presidente del comitato a tutela dei docenti precari, è emblematica. Veneziana, da un giorno all'altro, è piombata sul fondo della graduatoria. Praticamente è come se io per 2 anni non avessi lavorato e mi ritrovo nella posizione del 2009, quindi ho 30 persone davanti e io ho perso 30 posizioni, non sapendo quest'anno quindi se avrò un incarico almeno annuale dal provveditorato agli studi. Basta un programmino del costo di 10 euro per scoprire su internet dove è più facile inserirsi con successo nelle liste. Sì, i dati sono pubblici, in ogni sito del provveditorato si possono trovare, ma queste sono state ben perfette scelte chirurgiche, perché sono di media in tutte le province danneggiate 15-20 primi posti che sono stati presi, quelli a ruolo. Restiamo nei palazzi della politica perché continuano le risposte, le proposte